l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. 17 giugno 1970, Italia-Germania 4-3. La partita del secolo, così fu definita da tutti a 360 gradi, senza ombra di dubbio. Un'epoca non ancora inflazionata da Isole dei Famosi e Grandi Fratelli, il bel paese in bianco e nero, non per fede juventina, ma per emissione televisiva. La voce narrante del grande Nando Martellini, ed ecco Bonimba, all'anagrafe Roberto Boninsegna. Boninsegna, ancora Boninsegna, tiro, rete, Boninsegna ha segnato, uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro. Era il centravanti del Cagliari, neocampione d'Italia, allenato da Manlio Scopigno, nato a Paolaro. Poi, quando la festa stava per iniziare, Karl-Heinz Schnellinger, detto Calle, un pilastro della retroguardia milanista, allenata da Nereo Rocco, il Paron, cosa ti combina? Messo in gioco di Held, Grabowski riesce a effettuare il cross ed è il pareggio di Schnellinger. I tempi supplementari con il vantaggio teutonico di Gerd Müller, percussore dei gol di rapina. Ha toccato Müller ha segnato. La Germania è in vantaggio. Le emozioni continuano con la roccia di Ruda, Tarcisio Burnic, professione terzino grande Inter, il quale i gol li evita invece. Passaggio arriva, Burnic, pareggio di Burnic, 2-2. Poi Gigi Riva, rombo di tuono, un gol da bomber di razza. Riva, tiro ed è gol, Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Quarto minuto del secondo tempo supplementare, innocuo corner e Gerd Müller. Colpo di testa di Seeler e la palla è in fondo alla porta. Nemmeno il tempo di capire che Gianni Rivera da errore passa a eroe. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora 4-3. Altri tempi, altro calcio. Morale, Italia-Germania 4-3, punto e basta. Domenghini e Mazzola, Boninsegna, Rivera in panchina. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.